Le locali dell'Asolo Volley, in divisa nera, guidate da Fabrizio Sabadin, giocano con Francesca Simonetti alzatrice, il capitano Chiara Panazzolo opposto, Sonia Gatt ed Emanuela Rubin schiacciatrici, Valentina Bazzacco e Alice Andreatta centrali, Laura Dussin libero. Le ospiti delle pizzerie Calinferno Polisportiva San Marco, in tenuta bianco-blu, schierano l'alzatrice Valentina Pellegrin, Martina Bolzano opposto, Serena Dalcin e Serena Modolo schiacciatrici, il capitano Barbara Dalcin e Irene Merotto centrali, Margherita Fornasier libero. Le bianco-blu sono allenate da Mattias Di Fulvio. Avvio sottotono delle locali, in difficoltà in ricezione e poco incisive negli attacchi portati da posto 4. Le ospiti murano e contrattaccano a punto con le bande Dalcin e Modolo, avvantaggiandosi sul 9-4, ma l'Asolo si riorganizza migliorando in difesa e in fase di ricostruzione. Bazzacco e Gatto fanno scattare la rimonta delle ragazze in nero, che con un break importante di 6 punti rientrano sull'11 pari, portandosi quindi avanti sul 13-11. Asolo domina la seconda metà del set, favorito peraltro da una lunga serie di errori delle bianco-blu, troppo fallose e imprecise in attacco. Dal 13 pari in poi è un monologo delle asolane, che infilano 12 punti consecutivi, gli ultimi 2 con Chiara Panazzolo vincendo agevolmente la prima frazione. Basterà, non te importa in assoluto, hasta il día del final. Fabrizio Sabadin fa entrare la banda Erika Maggiotto per la Rubin e la centrale Eleonora Panazzolo al posto della Bazzacco. L'Asolo riparte bene portandosi sul 5-1, ma le pizzerie Calinferno forzano il servizio, trovano le giuste contromisure a muro fermando Chiara Panazzolo e si riportano in partita sul 7 pari. Le ospiti giocano con maggior disinvoltura grazie alla ricezione più ordinata e regolare e alle buone percentuali in attacco di Serena Dalcin. Positiva anche la prova della palleggiatrice Valentina Pellegrin, la veterana delle bianco-blu coi suoi 35 anni. Asolo resta indietro sul 12-9, pronta allora la risposta di coach Sabadin che si affida all'esperta Irene Dussin richiamando in panchina la giovane alzatrice Simonetti. L'insidiosa battuta della Gatto e gli attacchi efficaci della Panazzolo rilanciano le locali, ma le bianco-blu controbattono colpo su colpo con la valida Dalcin, tornando avanti sul 16-14 con l'ace della Pellegrin. Le squadre fanno l'elastico, Irene Merotto e Serena Dalcin rispondono a Gatto e Maggiotto. Si continua col punto a punto fino al momento decisivo. Sul 23 pari l'ottima Dalcin va a segno in contrattacco, poi ferma la Gatto firmando il set point per le pizzerie Calinferno. Nuovi cambi tra le asolane, rientrano Emanuela Rubin per la Maggiotto e Valentina Bazzacco per Eleonora Panazzolo, mentre resta in campo l'opposto Susanna Favaro, già subentrata Chiara Panazzolo nel corso del secondo set. Dopo una fase interlocutoria, le ragazze in nero piazzano un break di 6 punti portandosi avanti sul 9-3 grazie al buon turno in battuta della Rubin che bersaglia ripetutamente Serena Dalcin, mettendola in grave difficoltà. Il continuo alternarsi dei due liberi, Margherita Fornasier e Rossana Zaia, non risolve i problemi della ricezione bianco-blu, a tutto vantaggio dell'Asolo, che gestisce tranquillamente l'ampio margine grazie alle intelligenti intuizioni della Dussin e all'ottimo rendimento in attacco della Bazzacco. Le ospiti si disuniscono naufragando in un mare di errori, l'ultimo dei quali fissa sul 25-12 il finale del terzo parziale. Coach Sabadin fa riposare Alice Andreatta reinserendo la centrale Eleonora Panazzolo. Il quarto set inizia in salita per le ospiti a causa della ricezione traballante. Le battute di Panazzolo e Dussin mandano in crisi la seconda linea bianco-blu. La Bazzacco colpisce sul primo tempo, Barbara e Serena Dalcin sono fermate dal muro asolano e il vantaggio delle locali cresce in progressione fin sul 14-8. Non finire il punto con errore nostro, capito? Non finire il punto con errore nostro. Dopo se loro finiscono il punto non è problema, capito? Non è sbagliare no. Andiamo raga, forza! Mattias Di Fulvio chiede alle sue ragazze di limitare gli errori gratuiti. Serena Dalcin prova a riaprire la partita, ma l'Asolo replica immediatamente con Gatto e Bazzacco, le migliori in campo, conservando un vantaggio minimo di 4 punti. Coach Di Fulvio sostituisce la Modolo con Giulia Girardi. Nell'Asolo l'alzatrice Simonetti rientra per la Dussin. La Dalcin fa gli straordinari in attacco, ma non basta per fermare la corsa delle ragazze di casa, che con l'ultimo punto di Chiara Panazzolo centrano la vittoria e la matematica certezza del primato. Noi
pensavamo, logicamente non ci aspettavamo di vincere, però non si sa mai, ultima contro prima. Purtroppo l'abbiamo giocata e non abbiamo avuto il risultato voluto. Speriamo che il prossimo anno noi possiamo riuscire a fare qualcosa. Comunque complimenti all'Asolo, una bella squadra, ha meritato di vincere il campionato. Abbiamo trovato una squadra che è prima in classifica, una squadra lunga con tanta esperienza. Bene, abbiamo fatto lo nostro e speriamo la prossima trovare meglio una partita così. In quanto al campionato, è un campionato duro, molto equilibrato, sono 2 o 3 squadre un po' più forti di tutte e le altre ce la giochiamo con tutte. Penso che possiamo fare un po' meglio le cose e adesso penseremo nel prossimo campionato. Sapevamo già di essere passati in C, però il nostro obiettivo era comunque quello di passare per prime. La partita non è stata facile, loro di là ce l'hanno messa tutta anche loro, però siamo state migliori noi, abbiamo giocato al meglio. Non al meglio, però ce l'abbiamo messa tutta. È stato un campionato bellissimo, durissimo anche se non sembra, e ringrazio tutte le ragazze perché abbiamo fatto un grande gruppo, ringrazio tutta la società, i tifosi che ci hanno seguito sempre in tutte le partite, anche in quelle fuori, e il nostro allenatore e tutte le persone che comunque ci sono sempre venute a vedere, i nostri dirigenti, i nostri accompagnatori. È una bella soddisfazione e è bellissimo vincere un campionato così in anticipo. Una buonissima stagione per l'Asolo Volley, abbiamo giocato con buona intensità 18 partite di cui ne abbiamo perso solo 2. La squadra ha sempre risposto bene, abbiamo degli elementi tecnici, delle ragazze che hanno delle qualità tecniche notevoli e di conseguenza il gruppo poi alla fine è venuto fuori. Anche quest'anno devo ringraziare per l'ennesima volta il presidente Sergio Bordignon per l'organizzazione di questa società e per la seconda promozione consecutiva di questa meravigliosa squadra, di queste ragazze. È un orgoglio anche per la nostra amministrazione avere nel nostro comune questa società, e visto che abbiamo anche un buon rapporto con il presidente e con tutti i dirigenti e allenatori di questa società, speriamo un giorno di poter anche noi avere una palestra degna per queste squadre in maniera che non giochino sempre come fossero in trasferta. Ringrazio di nuovo il nostro presidente e auguro un bocca al lupo anche ai ragazzi che forse ce la faranno a essere promossi in Serie D. Una stagione indimenticabile anche perché queste ragazze vengono da 4 promozioni consecutive. Abbiamo giocato veramente una stagione alla grande, solo una sconfitta, tutte quante vittorie, un gruppo fantastico di notevoli capacità tecniche. Adesso aspettiamo il prossimo anno con grande fiducia, ma penso che ce la faremo anche il prossimo anno. La nostra società si compone anche di una squadra maschile che attualmente è al 3° posto e lì speriamo di guadagnarsi minimo la Serie D. Poi abbiamo la seconda divisione che sta andando molto bene, l'Under 14 uguale, la terza divisione uguale, sì che la stagione sta benissimo, non bene, benissimo, siamo tutti contenti e orgogliosi, speriamo di continuare su questa strada. Questo oscuro, tu futuro, però ti che más te da, no te importa en absoluto.